La linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Buonasera cari telespettatori, vengo subito a presentare quello che è il nostro ospite di oggi, Pietro Rambuschi, consigliere comunale del PDL di Portogruaro, con cui parleremo di politica ma anche di grandi opere nel Veneto, quantomeno dei progetti relativi appunto a queste grandi opere, in particolare nel settore del trasporto. Parliamo di TAV quindi. Sì, bene. Sì, dunque lei si è occupato del tema anche in precedenza, che cosa ha da dirci insomma? Sì, io voglio far presente che la TAV io la sto seguendo da circa 5 anni. Ecco, la TAV oggi è il progetto attuale, se non altro, è della litoranea, cioè che a nord delle spiagge, esatto. Ecco, poi rientrerebbe all'altezza del canale Loncon, quindi in comune di Annone Veneto, passerebbe attraverso i vigneti di Lison, di Pradipozzo, va a Summaga, siamo a San Nicolò e a Portovecchio e poi va a Fossal dei Portogruaro. Ecco, quello che io ho portato avanti anche nell'ultimo consiglio comunale, che mi sembra un progetto serio, proprio per il fatto che passando attraverso queste località che ho citato bisogna abbattere un sacco di abitazioni. Noi abbiamo calcolato che tra Mestre e il fiume Tagliamento ci saranno 2000 abitazioni da abbattere. Cioè questo con questo tracciato litoraneo? No, con quello che viene chiesto con l'altro. Esatto. E con il litoraneo, mentre con il litoraneo io ho detto, visto che noi facciamo tutta la litoranea, perché dobbiamo entrare prima di Portogruaro? Allora bypassiamo Portogruaro, bypassiamo Fossalta di Portogruaro e poi andiamo in parallelo all'autostrada. Insomma andiamo nelle zone di campagna. Esatto, tutto sommato noi porteremo via del grano turco, ma non abbattiamo delle abitazioni, quindi non vedo perché dobbiamo... Ecco, perché mi scusi, anche lo spazio che andrà a occupare la TAV non sarà minimale. Quale sarà la fascia di rispetto? La fascia di rispetto è 30 metri per lato, più 20 metri che ci sono i due binari, e lei vede che 80 metri è la Quindi il serpentone sarà largo 80 metri. Chiunque cittadino di Portogruaro e non solo di Portogruaro prende una cartina geografica e può verificare qual è il passaggio, quante sono le abitazioni. Il conto che noi abbiamo fatto è stato in questo sistema, non è nulla di particolare. Quindi, le ripeto, che siano 2000, che siano 1500 abitazioni è un costo elevato per tutti noi, quindi sono soldi che noi buttiamo via. Quindi il tracciato dovrebbe passare solo sulla litoranea se non vogliamo creare danni ai cittadini. Un'ultima battuta, c'è il rischio che poi si blocchi tutto, che quindi si perdano, diciamo, si perde questa opportunità, si perda questo treno e quindi la TAV venga sepolta? Beh, allora per il progetto entro il 31/12 di quest'anno bisogna presentare il progetto. Io so che l'assessore Renato Chisso ha sentito già tutti i sindaci dove passa la TAV e loro hanno espresso le proprie idee. Comunque in questi giorni, anche oggi compreso, so che l'assessore Chisso sta lavorando, perché non serve che lo dico io, per fortuna abbiamo l'assessore Chisso che è uno che lavora, ecco, quindi un politico che lavora. E allora sicuramente entro il 31/12 l'assessore riuscirà a consegnare questo progetto di massima in modo di avere i contributi, i famosi 4 milioni di euro. Dopodiché ci sono altri 2 anni che si prenderà in esame tutte le variazioni da farsi in modo che venga finanziato in modo definitivo questa TAV. Bene, io ringrazio appunto il consigliere Rambuschi e colgo l'occasione anche per invitare lo stesso assessore Chisso, magari insomma quando saremo vicinissimi a questa scadenza, appunto per fare il punto sulla situazione. Ed ora parliamo